barrage a cui accedono Otto Becker, il tedesco, Cristina Lieber, la svizzera, poi l'italiano Giorgio Nuti e il belga François Mathy. Seguiamo ora la prova, siamo proprio alle fasi conclusive della prima fase, e il Henrik Ankarkrona. Qui sono presenti 18-20 stati, dunque nazionalità importanti. Ogni anno aumentano queste bandiere che ci circondano all'interno del campo ostacoli di San Patrignano. Questa è una risposta importante per voi, perché insomma non c'è soltanto Italia, vediamo bandiere un po' da tutto il mondo. Beh, certamente, in particolare quest'anno siamo sempre stati caratterizzati da una buonissima partecipazione, perché questo è un concorso che veramente cerca di rispettare quelle che sono le esigenze dei cavalli e dei cavalieri. Il campo di gara è perfetto, ma in particolare anche le condizioni di questo concorso, che come sapete, come vedete, si svolge in notturna, saranno le stesse che si verificheranno alle prossime Olimpiadi di Atene. Quindi questa è una cosa molto importante, cioè voi un po' avete dato il là a questa abitudine di gareggiare con i fari, ma soprattutto con la tranquillità serale, anche con il calore della gente. Prova generale anche per Atene, leggevo anche che molti binomi sono qui anche per provare ciò che accadrà in terra greca, perché sono condizioni particolari. Appunto ci serve questo, serve ai cavalieri per verificare anche come risponde il cavallo in condizioni di luce che comunque non sono naturali, anche se questo è un impianto molto sofisticato per l'alta definizione e quindi anche delle ombre molto naturali. 75-89, intanto 8 penalità dunque fuori anche questo binomio. Si restringe il campo, tra poco avremo anche la classifica che ci dirà chi sono i binomi che hanno superato ovviamente la prova. Già ne abbiamo citati 4, 0 penalità, dunque sarà poi tra penalità e tempo la miscela per decidere chi vincerà questo piccolo Gran Premio. Ma intanto seguiamo Fabio Crotta con Madame Pompadour, svizzera, e su Fabio Crotta bisogna anche soffermarsi perché è uno dei cavalieri emergenti della Svizzera, parteciperà alle Olimpiadi e soprattutto in questo momento in cui proprio la Svizzera ha delle difficoltà proprio per quanto riguarda le squadre maggiori. La Svizzera comunque ha sempre dei binomi di altissimo livello e in particolare tengo a sottolineare che ha sempre apprezzato e partecipato molto concretamente a questo concorso ippico. Anche qui stanno verificando tutte proprio le loro prove generali per partecipare ai prossimi campionati di Atene, quindi sono presenti al gran completo con i loro binomi più importanti. Seguiamolo allora, Crotta con Madame Pompadour, una femmina del 95. Il binomio, devo dire, è molto compatto, fino ad ora 0 penalità per questo binomio. Si punta molto in casa svizzera su Fabio Crotta. Anche qui buono il passaggio, punta al percorso netto, 0 penalità, quindi seguiamo con attenzione. E c'è l'applauso convinto del pubblico, dunque percorso netto, lo sentiamo anche nel sottofondo con lo speaker, Madame Pompadour, dunque secondo percorso netto. C'è stato anche quello della Libera, probabilmente lo vedremo più avanti. Intanto seguiamo ora la prova di Yves Hutakers, un olandese, e praticamente siamo al 34esimo binomio. Ormai manca un solo binomio alla fine della prima tornata, dunque poi sapremo chi accederà al barrage. Dunque c'è grande attesa anche tra gli appassionati che seguono qui dal vivo la gara. Vi ricordo appuntamenti su Rai Sport Satellite sin da domani con 2 collegamenti.
ovviamente il collegamento più importante per la gara più attesa è ovviamente quello per il Gran Premio Fiero all'Occhiello qui di San Patrignano. Vi segnalo che anche domani avremo una presenza su Rai 2, mentre potrete seguirci anche con il Gran Premio nel pomeriggio sportivo di lunedì su Rai 3. Quindi parecchi appuntamenti sui canali terrestri e su Rai Sport Satellite qui da San Patrignano. Seguiamo ancora questa prova penultima, poi sarà la volta dell'italiano Natale Chiaudani, che chiude i 35 binomi iscritti, e c'è la chiusura anche per questo binomio. Sono 4 le penalità, tra poco vedremo anche in grafica la chiusura. 85-89 il tempo, dunque per O'Tuckers 4 penalità. Ecco, vedete uno degli errori, l'errore più importante. L'ultimo binomio in gara, Natale Chiaudani, Italia, Arian Daxé. E possiamo dire su Natale Chiaudani che uno degli italiani presenti, appunto, per quanto riguarda l'Italia parleremo diffusamente anche in questi giorni della spedizione ad Atene. Lucio Bartalucci più di una volta si è mostrato soddisfatto della selezione e soprattutto di ciò che potrà accadere alle Olimpiadi. È chiaro, fare dei pronostici è sempre molto molto complicato, però insomma l'Olimpiade è sempre una bella vetrina e si punta alla vittoria. Certamente è uno degli appuntamenti principali, massimi, a cui tutte le federazioni e i cavalieri ambiscono. Speriamo che l'Italia possa ben figurare. Devo dire, in questa fase ci sono state delle difficoltà dal punto di vista, almeno valutando i risultati degli ultimi concorsi a Quisgrana, però speriamo di trovare la grinta giusta. Ecco, bravi. Sperando di trovare la grinta giusta per poi partecipare. Gianni Govoni è uno dei grandi cavalieri che sta saltando qui a San Patrignano in questi giorni e che è selezionato per le Olimpiadi di Atene. Forse il binomio, credo, più importante. Intanto c'è un errore che dunque per Natale Chiaudani sbarra le porte del barrage. Diciamo, gli italiani, siamo usciti dalla considerazione che in questo momento probabilmente c'è qualche difficoltà, però c'è sempre la speranza. Diciamo subito che i cavalieri sono Bruno Chimiri, Roberto Airoldi, Juan Carlos Garcia, c'è anche Nuti, insomma i nomi ci sono, bisogna anche un po' incrociare le dita in questi casi. Certo. A proposito di numeri, è il bello anche di questo sport, infatti c'è anche l'imprevedibilità. Certo. 44 cavalieri, 100 cavalli, sono 18 le nazioni in gara, lo dicevamo prima, numeri da record qui a San Patrignano. Intanto sta per chiudersi la prova di Natale Chiaudani, purtroppo per lui, e quindi tifiamo anche un po' per i nostri. 4 penalità e dunque è fuori dal barrage. Tra poco vedremo anche con l'aiuto della grafica qual è la classifica e gli ammessi al barrage. Intanto bella questa inquadratura, questo replay che ci offre Anna Cristina Giustiniani, e con l'errore fatale per Natale Chiaudani, le 4 penalità che dunque lo tagliano fuori dal barrage. E dunque abbiamo già i nomi per quanto riguarda i 5 binomi che andranno al barrage. Sono il tedesco Otto Becker, poi abbiamo la svizzera Cristina Lieber, Italia con Giorgio Nuti, poi Belgio con François Mathieu Junior e poi lo svizzero Fabio Crotta. Eccoli qua la categoria mista di questa prova. Sentiamo anche in sottofondo i giudici che ovviamente ci illustrano anche come potrà essere la premiazione. Intanto ammessi al barrage, ecco qui la grafica puntuale, ripeto un po' i nomi che abbiamo fatto prima, sono i 5 binomi ammessi al barrage, ed è il caso anche di vedere a replay la prova di Giorgio Nuti su Ninja,
ammesso al barrage. Stiamo vedendo una fase della sua prova. Giorgio Nuti, 0 penalità, dunque seguiremo ora con interesse al barrage la sua prova. Parlavamo d'Italia ed ecco qui Nuti con questo maschio sauro olandese. Devo dire, lui è uno di quelli su cui puntare. C'è anche la prova di Gianni Govoni su loro piana Avinia, non ammesso al barrage, purtroppo nota negativa, ne parlavamo prima. Comunque Govoni è uno su cui puntare, quindi sì, può capitare l'errore, no? Veramente un cavaliere incredibile, bravissimo, riesce ad esprimersi sempre ai massimi livelli. Adesso è uscito da un periodo difficile con Avinia, per cui si sta preparando al meglio per essere presente ai grandi appuntamenti, ai campionati olimpici. Sono 8 le penalità per lui in questa prova, che abbiamo rivisto così al volo, al rallenti, e diamo anche uno sguardo a Jerry Smith su Nadir di San Patrignano, e qua ovviamente chiamiamo in causa Giacomo Muccioli, che ha seguito con interesse questa prova. Non ammesso al barrage, qualche problema, però insomma il binomio cresce. Beh, è da poco tempo che Jerry sta montando questo cavallo, un cavallo nato a San Patrignano, ed è, diciamo, uno stallone grigio che tra l'altro sta dando dei bellissimi prodotti. Ha vinto il performance test, è stato primo cavallo nella gara dei 7 anni 2 anni fa, e adesso sta incominciando ad esprimersi nelle più grandi gare. Noi puntiamo su questo binomio, chiaramente, di averlo qui a San Patrignano in casa, montato da Jerry Smith. È poco tempo, relativamente poco tempo, che Jerry sta montando questo cavallo, quindi sta facendo una crescita progressiva, ma anche adesso sta saltando molto bene. Adesso qui ha fatto un piccolo scarto, un piccolo errore, però il cavallo sta crescendo di condizione. C'è. Barrage, dunque, cominciamo con Otto Becker, Germania, con Dobels Cordina, una femmina grigia, vedete, molto belle le sue movenze, la sua eleganza, la sua elasticità. Ovviamente, mentre abbiamo rivisto a rallenti alcune prove e abbiamo avuto la possibilità, attraverso la grafica, di avere le idee chiare sul barrage, il percorso è stato ovviamente cambiato, è stato ristretto. Percorso, lo ricordo, disegnato da Marco Cortinovis con la supervisione di Olaf Petersen. Tra l'altro per Cortinovis ci sarà anche la possibilità, anche direi il piacere, di disegnare ovviamente i percorsi per il campionato europeo. Seguiamo la prova di Becker, Otto Becker. Vi ricordo 0 le penalità per lui nella prima fase, 0 in questa seconda fase, 45,71, quindi comanda il cronometro. 45,71 comanda il cronometro in questo caso. Buona, devo dire, elegante la prova di questo binomio. Muccioli. Otto Becker non credo abbia bisogno di presentazioni. Germania ha del resto 2 o 3 squadre che si possono esprimere ai massimi livelli. Otto Becker, anche lui, è un cavaliere che parteciperà ad Atene, chiaro. Sarà uno dei protagonisti, probabilmente uno da battere, Becker, su Dobels Cordina, Germania, una femmina del 95. E ora subito Christina Lieber, Svizzera. Anche per lei ovviamente percorso netto nella prima fase. No Merci, un maschio baio olandese, figlio di Libero H. Molto interessante questo binomio, dato molte soddisfazioni Christina Lieber, soprattutto nelle prove giovanili, nei campionati juniores, 2 bronzi nel 96-97, poi un buon curriculum per lei, quindi seguiamo con attenzione la sua prova. Vi ricordo anche che nelle altre 2 prove della giornata, nella prima giornata, Laura Kraut in sella Paola ha vinto la prova dei giovani cavalli, riservata ai giovani cavalli a tempo, mentre intanto abbiamo visto la sua prova, 0 penalità e 45,41. Vediamo se la grafica conferma questo tempo, 45,41, dunque è il tempo da battere. 45,71 per Becker, 45,41 per Christina Lieber. Un gran tempo, una gran prova. Bellissimo percorso.
Stiamo rivedendo il binomio e mette in cascina un tempo niente male, un tempo che può proiettarla alla vittoria. Vedremo un po' cosa faranno i binomi che restano e tra poco è il turno di Giorgio Nuti. Eccolo qua con Ninja, Tauro del 95. Ovviamente bisogna battere questo 45-41 e fare 0 penalità. Supera agevolmente i primi ostacoli Giorgio Nuti. Pietra miliare, direi, dell'equitazione. Dopo un lungo periodo di sosta, tra virgolette, è tornato, ha trovato la possibilità con questo cavallo di tornare ad esprimersi. Ricordiamo che ha fatto soltanto, tra virgolette, 3 Olimpiadi. Tanto il tempo di Nuti è importantissimo. 45-41 per la Svizzera con Liber, 45-71 per Becker, 48-91 per Giorgio Nuti, 0 penalità. Terzo posto, però anche qui una buona prova per chi ha al suo curriculum tantissime vittorie, 3 Olimpiadi, tanto di cappello. Adesso ha trovato dei buoni cavalli, sta facendo veramente delle cose molto buone. Speriamo di rivederlo presto proprio anche nelle squadre. È stato anche selezionato, era tra i preolimpici, quindi voglio dire, insomma è tornato ai grandissimi livelli. Penultimo binomio, François Maty Junior con Iwar Durouet, uno stallone Baio del 96. Vi avevo parlato di Laura Kraut con Paola, vincitrice della prova a tempo riservata ai giovani cavalli, mentre Fabio Crotta ha vinto la prova delle promesse. François Maty Junior, esordito in Coppa delle Nazioni nel 95. Anche qui siamo al cospetto di un grandissimo cavaliere. Penultimo binomio, poi sarà la volta di Fabio Crotta. Sapremo chi avrà vinto questo premio, piccolo gran premio, premio Tamoil. Conclude 0 penalità, attenzione, 46 e 2, dovrebbe essere 46 netti, 46 e 2, dunque è al terzo posto. È il caso di rammentare che al primo posto c'è Cristina Liber, 45-41, direi che ormai è ad un passo dalla vittoria di questo piccolo gran premio, premio Tamoil. Fabio Crotta con Madame Pompadour non resta altro che fare 0 penalità e battere il 45-41, non sarà facile. Fabio Crotta, Svizzera, abbiamo già detto durante la sua prova dei suoi numeri, soprattutto per la sua scalata all'interno della nazionale svizzera. Importantissima questa sua prova, bisogna evitare errori e soprattutto dare uno sguardo al cronometro. E qui c'è l'errore, direi che si ritira addirittura questo binomio. Fabio Crotta si ritira, dunque vittoria per Cristina Liber, che ovviamente andrà alle Olimpiadi, lo diciamo anche per chi va alle Olimpiadi, quindi l'abbiamo detto per gli altri, perché non dirlo per la Svizzera, che con No Merci vince il piccolo Gran Premio, premio Tamoil. La vittoria dunque va a questo binomio, una bella prova, direi. Con Giacomo Muccioli possiamo intanto dare una riflessione su questa prova, su questo binomio, e poi parlare anche di ciò che sarà San Patrignano in futuro.
bella vittoria. È stato un percorso bellissimo, queste gare poi a tempo sono delle gare molto entusiasmanti. Noi del resto abbiamo cercato di puntare anche su questa formula, come dicevamo prima, notturna, concentrando sullo spettacolo la bellezza delle gare e coinvolgendo quindi il pubblico, no? Ecco qui la classifica intanto con Cristina Liber che vince 45-41, 45-71 per Otto Becker, e poi via via gli altri. Si è ritirato Fabio Crotta. Dunque si comincia con questo binomio vincente. Bella questa inquadratura dei palchi dove si segue con grande interesse la gara di San Patrignano. Sorridente la Liber per questa bella vittoria, vince il piccolo Gran Premio Premio Tamoil, inno nazionale. Io ringrazio Anna Cristina Giustiniani per la regia, Giacomo Muccioli, presidente del concorso di San Patrignano, per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Appuntamento dunque su Rai 2 per domani. Intanto, mentre è sorridente e felice Cristina Liber per questa vittoria con No Merci, per lei l'inno nazionale. Io vi ricordo anche gli altri appuntamenti domani, sempre durante la notte su Rai 2, però appuntamento ovviamente su Rai Sport Satellite domani con due collegamenti nel pomeriggio dopo le 16 e poi in serata con il Gran Premio Vincenzo Muccioli. Poi anche una sintesi di questa prova la potrete seguire su pomeriggio sportivo lunedì intorno alle 16:30. Premiazioni ovviamente per il binomio vincente. Doverosa questa immagine finale da Roberto Gueli. Grazie, da San Patrignano è tutto, buonanotte, la linea può tornare a Roma.